Dopo un anno di preparativi, ecco che oggi si realizza un sogno a lungo atteso, l'esposizione della immagine della Beata Vergine di San Juan de los Lagos nella nostra parrocchia di Panarella. E con profondo sentimento di riconoscenza che do il benvenuto a tutte le autorità, dal mondo sportivo fino all'area dell'imprenditoria polesana. L'immagine della Virgen ora si trova a Panarella, piccola parrocchia posta agli inizi del delta del Po. Accolta una prima volta nella località di Cacornera, quale dono dei giovani messicani, custodita con amore dai signori Chechinato Giancarlo e dai coniugi Mendina e Venerino Bardella, ora risiede ufficialmente nella nostra chiesa. Intensi preparativi in questi ultimi mesi, dagli incontri spirituali, dallo storico incontro con la squadra del Rugby Rovigo, alla mostra pittorica di arte sacra, alla presentazione del libro Dal Messico al Polesine sulle strade del culto mariano, e poi anche concerto di musica, il folklore, la portantina dorata e tanti inviti di sensibilizzazione che hanno portato a questo evento tanto atteso. Le nostre popolazioni, poste nell'alveo del grande fiume, hanno sempre venerato la Beata Vergine Maria. Lo testimoniano i numerosi oratori collocati nel nostro territorio fragile e stupendo nello stesso tempo. Tutto il Polesine è stato modellato dal corso dei fiumi. La nostra gente ha sempre visto in Maria un segno di consolazione e di sicura speranza. Tanti i titoli di Maria protettrice della salute, dei lumi, del soccorso e delle grazie. Al termine di questa gioiosa fatica non mi resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo sogno diventato realtà. Mi auguro che la nuova icona di Panarella rinforzi la venerazione verso la Beata Vergine Maria, renda vigoroso il rapporto col popolo messicano e ispiri tutti noi alla fratellanza universale. Panarella ora è al centro di un interesse religioso, culturale, persino turistico, che può diventare trampolino di lancio di altre iniziative di collaborazione transnazionale. Il culto mariano è un unicum che affratella ed unisce, come dimostra la Madonna del Pilastrello dell'Indinara, la Madonna delle Grazie di Pettorazza, l'Annunziata della Tomba di Adria, la Madonna della Galvana nella Sponda Ferrarese. L'accoglienza della Vergine a Panarella è un'ulteriore testimonianza del patrimonio sacro che deve essere preservato. Come afferma il professor Paolo Rigoni, curatore del libro, in questi oratori si può ancora pregare con la voce del popolo, nel silente ambiente di un'oasi di pace e di incontaminata natura delle porte del delta. Alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, c'era un detto popolare che diceva «Vai in America». Come ben nota il curatore del libro con dovizia di particolari, anche Panarella ha conosciuto l'emigrazione per motivi di lavoro fino alla grande alluvione del 51, ma da sempre si è tenuta all'ostinazione nelle proprie memorie e le proprie origini, grazie alle quali si ritrovano quelli che sono rimasti e quanti sono partiti. L'immagine della Vergine Maria è ancora un ponte, è custodia di un passato forse un po' dimenticato. La Madonna ha salvaguardato il patrimonio religioso e culturale del nostro sapere. Maria è patrimonio di tutti e non può essere certo ridotta al silenzio. Chi vorrà pregare, chi vorrà trovare le proprie radici deve fare una visita a questa piccola chiesa. Qui è nata la nostra fede, qui c'è ancora, si potrebbe dire, la fontana del villaggio, qui ancora la culla dei nostri ricordi e della nostra rinascita.
con voi. Dio che ha inviato San Giovanni Battista per preparare la strada a Cristo Signore e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Cristo Gesù, indicato da San Giovanni Battista come agnello che porta il peccato del mondo, vi liberi dalla schiavitù del male. Amen. Lo Spirito Santo che ha suscitato San Giovanni Battista per il ministero profetico fino all'effusione del sangue, vi renda autentici testimoni del Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie.